ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Il vice premier Di Maio a Cosenza parla di sanità e corruzione, stilettata a Salvini per gli attacchi al Papa e a Zingaretti per non aver assunto provvedimenti contro Oliverio. Amministratori e cittadini questa mattina all'ASP di Cosenza per protestare contro lo smantellamento del laboratorio di analisi di San Marco Argentano. Il commissario Cotticelli ha pronta la lista dei nuovi direttori generali per le aziende e gli ospedali. Adesso tocca a Oliverio dare l'assenso. Sono finiti in manetti un amministratore e un tecnico di una ditta informatica catanzarese nell'ambito dell'indagine sul software spia Exodus. Avrebbero intascato la pensione di mamma e suocera, morti rispettivamente da 13 e 20 anni, due persone denunciate dalla Guardia di Finanza. Inaugurata la sala delle audizioni protette nel comando dei Carabinieri di Cosenza, ospiterà le vittime di violenza. Ci ha provato fino alla fine il Catanzaro, ma non va oltre il pari contro la Feralpi Salò. 2-2 il risultato al termine dei 90 minuti, delusione e rammarico. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, partiamo proprio dalla politica e dalla sanità, corruzione, reddito di cittadinanza e decreti su sicurezza e famiglia. Questi sono i temi trattati dal leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che ha fatto tappa oggi a Cosenza. Sala gremita per il vice premier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio, che ha tenuto un comizio a Cosenza in vista delle prossime elezioni. Decide di non incontrare i manifestanti all'esterno, LSU, LPU e tirocinanti della scuola, tematiche che fanno parte delle trattative con il Ministero della Pubblica Amministrazione, dice l'addetto stampa. Di Maio comincia subito a picchiare duro sulla sanità. A me dispiace dover raccontare in giro per il mondo, anche quando sono ad incontri con altri miei ministri omologhi, dover dire che in Italia c'è bisogno di commissariare la sanità di una regione mettendoci a capo un generale dei carabinieri. Quello che abbiamo fatto qui lo abbiamo dovuto fare, il lavoro che ha fatto Dalila è stato fondamentale, il lavoro che stiamo facendo lo abbiamo dovuto fare perché per 30 anni la vostra sanità è stata il bancomat che ha consentito a tanti politici di diventare quello che sono. Poi l'attacco diretto al presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, quando tocca il tema della corruzione. Qui in questa regione Zingaretti, il segretario del PD, doveva espellere il vostro presidente di regione dopo la prima inchiesta per corruzione, lo doveva espellere dal PD. Decreto sicurezza, l'emergenza per Di Maio e la famiglia. Penso che questo decreto sia stato già scritto 2 volte. Adesso sembra che ci sia una nuova versione. Quando siamo pronti, e questo non lo decido io, lo decidono i tecnici, gli uffici, quando si sono risolti i dubbi di costituzionalità andiamo. Io ho un decreto che è quello famiglie, mi interessa far approvare quello. Qualcuno ovviamente dice aspettiamo dicembre per quantificare questo €1 miliardo sul risparmio del reddito di cittadinanza. Io dico un'emergenza. L'Italia è l'ultimo paese che fa figli in Europa, ha bisogno di questo decreto perché su pannolini, babysitter, asili nido dobbiamo aiutare le giovani coppie che fanno figli e quelle che già hanno figli. Infine il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Nessuno ha rinunciato ancora al reddito di cittadinanza, noi non abbiamo mai avuto notizie di rinunce del reddito. Ho visto che sui giornali 120.000 rinunce, era una fake news totale. Quello che io ho visto in questi mesi è tanta gente che chiede di accedere a questo strumento, stanno avendo il reddito. Abbiamo respinto il 25% delle richieste per una ragione molto semplice, non avevano i requisiti. Carabinieri, Guardia di Finanza stanno facendo i controlli, hanno trovato persone che lavoravano in nero nel primo mese del reddito e gli abbiamo revocato la card, e alcune persone hanno già trovato lavoro grazie al reddito di cittadinanza e quindi stanno restituendo la card. Lasciamo solo per il momento la politica, parliamo di sanità, è uno dei temi anche trattati in politica, con però la protesta di amministratori e cittadini della Valle dell'Esaro contro lo smantellamento del laboratorio di analisi di San Marco Argentano. Il sit-in questa mattina davanti all'ASP di Cosenza. Qualche anno fa definimmo l'ospedale di San Marco Argentano una scatola vuota. Erano i tempi delle riconversioni di molti nosocomi calabresi in Casa della Salute, idee e progetti non condivisi dalla popolazione che paventava ciò che poi si è concretizzato negli anni successivi.
Lo stato attuale della sanità calabrese dimostra che giornalisti e cittadini che lanciavano l'allarme lo facevano a ragion veduta. Nonostante ciò, si continua a sbagliare infierendo sulle strutture del territorio, privandole di personale, vanificando i servizi essenziali. È successo ancora a San Marco Argentano con il laboratorio di analisi. Un ordine di servizio firmato dalla responsabile del laboratorio analisi del presidio ospedaliero di Castrovillari ha mobilitato per 30 giorni i 2 biologi in servizio presso il laboratorio analisi dell'ex ospedale di San Marco Argentano, attualmente riconvertito, per modo di dire, riconvertito in Casa della Salute. Ciò ha comportato una chiusura immediata del servizio. Questa volta però la popolazione non ha subito in silenzio la protesta degli utenti è arrivata a Cosenza. I sindaci e i consiglieri regionali sono saliti nell'ufficio del commissario temporaneo dell'ASP. Adesso ci siamo scocciati, basta, c'è un disagio enorme, enorme. Noi vogliamo l'ospedale come, non dico come era prima perché andava bene, ma la Casa della Salute ben venga, però che la aggiustino innanzitutto l'ospedale, perché vederlo da fuori è peccato. Sta cadendo a pezzi. I cittadini di San Marco, che è una popolazione veramente di persone per bene, lavoratrici, adesso tramite me esprimono questo concetto: la tolleranza da oggi in poi sarà tolleranza zero, perché se nella settimana almeno un biologo non torna a San Marco, siamo disposti a presidiare, ad incatenarci davanti il presidio e attivare lo sciopero della fame. Alla riunione avrebbe voluto partecipare anche Anna, portare la sua testimonianza, ma i gradini del Palazzo della Sanità Cosentina non consentono alla disabile di accedere agli uffici. Ho bisogno tutte le settimane di fare alcune analisi e quindi ne ho bisogno. Perché dovevano togliere il laboratorio quando abbiamo la possibilità di averlo, invece di spostarci o a Cosenza o a Castrovillari. Non sono riuscita a partecipare perché mi hanno detto che ci sono le barriere architettoniche. Quindi sono fuori. Dopo 2 ore di dialogo, a tratti anche acceso, si è arrivati ad una soluzione. Si cercheranno nuovi biologi per Castrovillari, salvaguardando i servizi offerti a San Marco Argentano. Il dottore Diego ha preso l'impegno di mettere mano a una graduatoria per far sì che si cerchi di provvedere allo scorrimento della graduatoria e quindi a reperire 2 biologi che verrebbero mandati a Castrovillari con il ritorno dei biologi che prestavano servizio a San Marco Argentano. Ancora la sanità con il commissario Cotticelli che ha pronta la lista dei nuovi direttori generali per le aziende e gli ospedali, adesso però tocca ad Oliverio dare l'assenso. Adesso tocca ad Oliverio avallare o meno l'elenco dei nuovi direttori generali che l'ufficio del commissario ha già individuato e così come prevede il decreto per il via libera occorre che ci sia l'intesa fra Cotticelli e il governatore della Calabria. È previsto anche il termine di 10 giorni entro il quale il presidente dovrà siglare la lista e dare il suo assenso. Fortissimamente voglio la sinergia con la Regione. Se ciò non dovesse accadere, spetterà al governo intervenire, detto dalla ministra Grillo, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto. A proposito del decreto, non sarà facile tramutarlo in legge, non fosse altro che la posizione assunta dai deputati della Lega, non proprio convinti della bontà dell'operazione, ma soprattutto dell'efficacia dello stesso sul sistema sanitario calabrese. C'è però tempo fino al 3 luglio per trovare un accordo. Intanto, se è vero che sia stato cancellato il blocco per le assunzioni, a partire dalle prossime settimane dovrebbero essere messi in circuito una serie di concorsi per rispondere alle aspettative urgenti degli ospedali calabresi, nei quali, come ha detto Oliverio nei giorni scorsi, mancherebbero 1.400 medici, oltre a migliaia fra infermieri e OS. Il vero problema è questo, il resto è di natura burocratica che riguarda poco i cittadini di questa regione. Adesso l'ex commissario alla sanità Massimo Oscura in giro per la Calabria con il suo libro si toglie qualche sassolino dalla scarpa e attacca anche il neocommissario Cotticelli, non sa nulla, dice, di sanità.
Beh, dire che è un po' ingombrante la figura dell'ex commissario alla sanità Massimo Scura, che gira alla Calabria con il suo libro, è poco, atteso che lo stesso si mostra tutt'altro che tenero sullo stato di salute del sistema sanitario calabrese. Scura racconta, spiega e accusa proprio in un momento in cui la Calabria aspetta che venga convertito in legge questo benedetto decreto. Non fa sconti perché è convinto che tutti i protagonisti della vicenda siano, per così dire, non proprio competenti in materia. L'ex commissario non risparmia nemmeno colui il quale ha preso il suo posto, vale a dire Cotticelli. Anche qui giudizi poco lusinghieri e tranquillizzanti. Insomma, parla ancora da commissario Scura, distribuisce consigli e ammonisce chi parla di cose che non conosce, lascia intendere che i calabresi saranno ancora costretti a soffrire perché il decreto nasce su presupposti non veri e produrrà effetti nefasti sul sistema sanitario calabrese. In ogni presentazione Scura cita fatti, circostanze e personaggi che a suo dire hanno contribuito a distruggere la sanità calabrese. Non lesina critiche alla politica, al governatore della Calabria e al nuovo governo nazionale. È fuori dai giochi, ma si è impossessato della scena e forse immagina che un giorno possa tornare, cosa assai improbabile, al suo posto. Nel frattempo però consuma la vendetta nei confronti di chi lo ha messo alla porta, dice lui, per ragioni squisitamente di calcolo politico. Lasciamo la sanità, parliamo di cronaca. Adesso iniziamo con la vicenda di un amministratore e un tecnico di una ditta informatica del Catanzarese che sono stati arrestati nell'ambito dell'indagine sul software spia Exodus. Nei guai responsabili della ISARV SRL di Catanzaro, proprietaria del software spia Exodus, arresti domiciliari per il 76enne amministratore di origini calabresi Diego Fasano e il direttore tecnico della stessa azienda Salvatore Ansani, 43 anni, ritenuto l'ideatore della piattaforma Trojan. I provvedimenti cautelari eseguiti dal ROS, il nucleo speciale tutela frodi tecnologiche della Guardia di Finanza e della Polizia Postale nell'ambito dell'indagine sul software spia Exodus, le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, chiesta dagli inquirenti ma non concessa dal giudice per le indagini preliminari anche una terza misura cautelare. Gli indagati devono rispondere di accesso abusivo al sistema informatico, intercettazioni illegali, frode, pubbliche forniture, sequestrati 2 cloud che sono all'estero, sui server virtuali di Amazon e numerosi dispositivi informatici trovati durante una serie di perquisizioni. Sarebbero oltre 800 le intercettazioni illegalmente trasferite sui cloud, 234 delle quali non autorizzate. L'indagine non si è avvalsa di consulenti tecnici esterni ai nuclei specializzati di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Postale, proprio in considerazione della estrema delicatezza delle indagini. Ancora la cronaca con la madre e la suocera che erano decedute da anni, ma il figlio e il genero continuavano ad incassare le pensioni. I finanzieri hanno sequestrato denaro, beni e attività finanziarie ai 2 denunciati. Le somme riscosse con l'indebita percezione delle pensioni sono pari ad oltre 184.000 euro. Uno dei 2 inoltre è riuscito ad ottenere anche il reddito di cittadinanza, attestando falsamente di non avere nessuna fonte di reddito. La madre e la suocera erano decedute da anni, ma il figlio e il genero continuavano a riscuotere le rispettive pensioni. I 2 furbetti sono stati beccati alla Guardia di Finanza nel corso dell'operazione denominata Assi Pigliatutto, coordinata dalla Procura di Catanzaro. Adesso sono stati denunciati e i finanzieri hanno sequestrato denaro, beni e attività finanziarie a loro riconducibili. Nel primo caso, da 13 anni, il figlio di una delle 2 pensionate scomparse riscuoteva la pensione della madre deceduta nel 2005.
5. Aveva omesso di comunicarne la morte e così ogni mese prelevava dal libretto postale di cui era cointestatario i 700 euro della pensione, arrivando ad incassare indebitamente nel corso degli anni 84.000 euro. L'altra persona denunciata invece per 20 anni aveva continuato a certificare l'esistenza in vita della suocera deceduta nel 1998, riuscendo così a riscuotere oltre 100.000 euro di erogazioni pensionistiche. E non solo, l'indagato aveva anche chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, attestando falsamente che il suo nucleo familiare non aveva nessuna fonte di reddito. L'importo mensile del beneficio era stato così moltiplicato fino al massimo previsto dalla legge, integrato dalla quota fissa di rimborso per il canone di locazione dell'abitazione, e complessivamente era riuscito ad ottenere 1.300 euro mensili. L'uomo è stato per questo indagato anche per aver reso false dichiarazioni al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, una delle prime applicazioni della norma che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chi dichiara il falso per ottenere indebitamente il beneficio economico introdotto a favore delle famiglie in stato di bisogno e dei disoccupati in cerca di impiego. Le somme riscosse illecitamente da entrambi gli indagati, oltre 184.000 euro, sono state oggetto del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. E l'autista del pullman che si è ribaltato sulla Siena-Firenze, indagato per omicidio stradale e lesioni, la Procura di Siena ha aperto un fascicolo di indagine a carico dell'uomo che sarebbe un 35enne di Castrovillari in provincia di Cosenza e titolare dell'azienda di noleggio autobus per turisti. Gli inquirenti stanno effettuando degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente nel quale è morta una cittadina russa di 40 anni. La Procura ha anche affidato un incarico peritale per condurre verifiche sul guardrail e sull'assetto infrastrutturale della superstrada. Da quanto emerge, inoltre, la polizia stradale non avrebbe rilevato segni di frenata. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Operazione dei carabinieri, 8 persone sono finite in manette tra Milano e Reggio Calabria con l'accusa di peculato, corruzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tra gli arrestati un appartenente alle forze dell'ordine sorpreso nel 2017 con mezzo chilo di cocaina. Arrestati dalla squadra mobile di Reggio Calabria i responsabili di una rapina a mano armata ai danni di un supermercato del centro. Pistola puntata su una dipendente, si sono fatti consegnare l'incasso. Si tratta di un 20enne e di un 24enne individuati attraverso l'esame delle immagini del sistema di videosorveglianza. Non ha rispettato gli obblighi del DASPO, aggravamento di misura per un tifoso della Reggina che ha tentato di entrare allo stadio dopo aver firmato in questura. Il giovane individuato ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. Sorpresi in flagranza di reato, arrestati dalla polizia un 19enne e un 20enne a Cosenza, entrambi con precedenti penali. I due, fermati per un controllo, sono stati trovati in possesso di 50 grammi di marijuana divisa in dosi e pronta per essere spacciata. Solo il 40% dei comuni calabresi ha inviato i dati relativi alla quantificazione e differenziazione dei rifiuti all'ARPACAL. Si tratta di 162 municipi su 404 che finora hanno trasmesso le schede al catasto regionale. È stata inaugurata questa mattina a Cosenza, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, la sala per le audizioni protette delle vittime vulnerabili promossa dalla Soroptimist. È stata inaugurata nel Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, la sala per le audizioni protette delle vittime vulnerabili. Si tratta di un'iniziativa nata dalla collaborazione con il Soroptimist Club, avviata per realizzare azioni concrete che possano rendere ancora più incisive le strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. La saletta è destinata ad accogliere donne e bambini che, pur tra mille paure, decidano di affidarsi ai carabinieri denunciando abusi e violenze. Nel 2013 da Torino si è lanciato questo progetto che ha trovato terreno fertile in tutto il territorio nazionale. Il Comando Provinciale di Cosenza ha accolto la nostra richiesta già
da un paio di anni, quindi il progetto è stato lungo, laborioso, però fatto di accordi, incontri, ma veramente siamo tutti molto soddisfatti di questo obiettivo, perché la stanza sarà sicuramente un ambiente accogliente, sobrio ma riservato per chi deciderà di denunciare le violenze subite. Quella che inauguriamo oggi è la 122esima stanza in Italia, ma il numero è destinato a crescere, già la prossima settimana ce ne sono 2 in apertura. Considerato che i nostri club sono sul territorio nazionale 155, direi che è un buon risultato quello che abbiamo ottenuto con queste stanze, aperte o nelle caserme dei Carabinieri o presso le questure. La saletta è stata realizzata in maniera semplice e rassicurante sulla base dei suggerimenti forniti da una squadra di psicologi e architetti. Per nulla formale, molto vicino all'idea di famiglia, per cui qualsiasi donna o anche bambino, qualora si dovesse essere in queste situazioni, si approssimasse al comando dell'arma, avrà sicuramente la possibilità di trovarsi quasi in un ambiente amico. Noi vorremmo che questa sala potesse diventare il simbolo del contrasto alla violenza di genere, quindi un luogo simbolico da cui partire per cambiare il corso dei fatti in questo ambito operativo che è particolarmente delicato. All'inaugurazione hanno partecipato anche, tra gli altri, studenti dell'Istituto Superiore Pezzullo, del Liceo Classico Telesio e del Conservatorio Stanislao Giacomantonio, oltre ad un'attrice del Teatro dell'Acquario. Ed è stato presentato al Cinema Citrigno di Cosenza il documentario per la regia di Francesco Gallo dedicato a Gigi Marulla, indimenticabile bomber del Cosenza Calcio. In anteprima nazionale è stato proiettato al Cinema Citrigno di Cosenza il documentario dal titolo Gigi, dedicato all'indimenticato campione e bandiera del Cosenza Calcio, Gigi Marulla. La pellicola è prodotta dalla Roster Produzioni, con il sostegno del Comune di Cosenza e il patrocinio della Calabria Film Commission. I figli, ex compagni, tifosi e amici raccontano il Marulla che hanno conosciuto, emozionato il figlio Kevin. Lui è sempre stato un uomo, prima ancora che un calciatore, vicino alla gente, vicino al popolo. È stato a contatto con la gente tantissimo, è diventato uno veramente della città e la gente questo lo ha capito e lo ha adottato sportivamente e poi anche come uomo. E lui ha ricambiato con un amore veramente, era al primo posto il Cosenza, penso che non veniva prima nulla per lui. L'intero incasso della serata è stato devoluto alla Terra di Piero, organizzazione no profit che opera da anni nel territorio cosentino e anche in Africa. Ora ci spostiamo a Di Pignano per il progetto voluto dall'amministrazione comunale dal titolo Un laboratorio per la socialità. Vediamo di cosa si tratta. La scuola che non va mai in vacanza a Di Pignano si può, perché l'assessorato alle politiche sociali del comune, in collaborazione con l'istituto comprensivo statale Carolei Di Pignano Valentini, hanno presentato le finalità e il programma dei laboratori estivi che proporranno a bambini e adolescenti del territorio in orario pomeridiano, con molte attività di tipo sociale associate ad attività di tipo ludico, animativo, espressivo e culturale. Si tratta di laboratori che andranno a portare a buon fine quella didattica oltre l'aula che noi già perseguiamo da alcuni anni, laboratori volti appunto allo sviluppo delle abilità manuali, delle capacità artigianali, e questo darà la possibilità ai ragazzi di riscoprire anche delle tradizioni locali, pensiamo alla lavorazione del rame qui a Di Pignano, ma anche la possibilità di scoprire nuove tecniche lavorative della ceramica o anche della stoffa. L'iniziativa è stata presentata alla comunità e ai bambini della primaria di Di Pignano. Il progetto, intitolato Un laboratorio per la socialità, gestito dalla cooperativa sociale Socialnet, offrirà per 6 mesi un concreto sostegno allo sviluppo delle competenze trasversali e di base dei partecipanti per 2 pomeriggi alla settimana, grazie al contributo di educatrici, esperte e volontari. Laboratori di formazione ricreativi di gioco libero e organizzato con uscite programmate sono strumenti di un progetto che pone al centro il benessere del bambino e la sua equilibrata e serena crescita personale.
Ora parliamo di sport con i play-off di Serie C. Non ce la fa il Catanzaro a vincere davanti a un pubblico delle grandi occasioni e pareggia 2-2 con la Feralpi Salò nei play-off appunto di Serie C. La Feralpi Salò vola in semifinale, a pesce nel primo tempo risponde derisio nella ripresa per le aquile che assaporavano il passaggio del turno proprio dopo il vantaggio di Fischnaller al 24esimo. Poi però nei minuti finali il gol di Legati per i lombardi che ha gettato nello sconforto gli oltre 8.000 tifosi catanzaresi. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Una goccia di aria fredda in quota tende a traslare sul Tirreno a partire dal Golfo Ligure verso sud-est. Per la giornata di giovedì porterà un po' di instabilità pomeridiana anche su alcune zone della Calabria. Domani tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso al mattino, nel corso delle ore centrali e nel pomeriggio, possibili piovaschi sulla Sila e sul Pollino in sconfinamento verso i versanti ionici, schiarite nel corso della serata, specie su Reggino e Vibonese. Temperatura in lieve diminuzione. Domani venti tra deboli e moderati da maestrale sul Tirreno, con mare poco mosso, deboli dai quadranti meridionali sullo Ionio, con mare poco mosso, calmo o quasi calmo il Golfo di Corigliano. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.